Allora, sta pensando come molto proprio, perché non vuole mai. No, noi abbiamo indizio che io avrei fatto la strada con la settimana questa. Noi abbiamo indizio, allora, Maurizio, hai deciso se andare in pensione o no? Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. No, mai più. Certo. Adesso mai più. Chiaro. Vabbè. Eccoci qua, gentili signore e signori, buonasera. Siete collegati, in diretta con l'azienda agricola di Gaspero, dove si presenta questa sera il nuovo prodotto particolare che è stato elaborato proprio qui alle pendici tra il Collio e i Colli Orientali, in una zona veramente particolare del Friuli. Ecco la titolare che in questo momento passa davanti, vedete il foyer che si sta riempiendo per quanto riguarda il discorso legato alla presentazione del prodotto. Lo vedete qua. Allora, prima che Claudio Fabbro inizi a parlare, ne approfittiamo della sua presenza, caro Claudio Fabbro, per spiegarci un po' cosa questa sera andremo a svelare, come si dice in questi casi. Oggi è una giornata di festa, uno dei primi momenti positivi dopo tanti mesi vissuti da remoto e con grande malinconia. E oggi l'azienda presenta un distillato, che vuol dire non un sottoprodotto, ma una ciliegina sulla torta ben riuscita, che è quella non soltanto dei vini, ma anche dei sapori dell'arte della medicineria, di cui loro sono specialisti, e che saranno abbinati a dei vini di cui parleremo, quindi spenderemo un po' anche qualche parola su come l'azienda si è organizzata nel settore enoico. Dopodiché, per fare il grande distillato bisogna avere anche delle grandi dinazze. Grandi dinazze più di me ne sa il mio collega Maurizio, e per cui lasceremo, certo, così, se c'è poi qualche sindaco o qualche primo cittadino che poi chiaramente parleranno a nome dei vari comuni presenti. Io approfitto che c'è Katia, che è la padrona di casa, così per andare a spiegare un po', Katia, perché nasce questa grappa. Questa grappa è da anni che l'avevo pensata, sinceramente, solo che non siamo mai riusciti a realizzare. Quest'anno ce l'abbiamo fatta e quindi siamo contenti di essere qua. Certo, il vernissage, come si dice, per cominciare a stappare e ad assaggiare. Stasera intanto come prima puntata assaggiamo questa è la grappa. Solo per abbonati, viene da dire, no? Abbonati e non. Beh, c'è chi fa il calcio spezzatino, invece voi fate la grappa spezzatino. Benissimo, quello sì. Certo. Bene, complimenti, so che sei di poche parole, però parole chiare e trasparenti, no? Quello sicuro. Bene, complimenti e buon lavoro. Grazie. Una battuta al volo anche da parte di Maurizio Dosvaldo, che oggi è in duplex, come si dice, sia in veste di rappresentante della comunità di Corno di Rosazzo come componente della giunta comunale, ma anche come esperto del settore. Io sono qui indubbiamente come assaggiatore di grappe. Faccio parte di un'associazione che da anni ormai mi diletto a seguire nella degustazione delle grappe. Abbiamo ormai un buon numero di assaggi alle spalle e questa sera sono molto felice di poter presentare quella che noi chiamiamo la grappa di fattoria, perché
Si tratta di un distillato fatto da una distilleria friulana, ma con le vinacce di un'azienda agricola del territorio, per cui l'azienda di Gaspero ha fatto un bellissimo prodotto. Noi dobbiamo lasciarti perché chiaramente deve iniziare anche la parte ufficiale della serata, allora io abbasso il tono della mia voce e do via libera ai commensali, padroni di casa, di iniziare questa presentazione. Eccola qua, la Gaspardina, vedete anche come si presenta molto bene, non solo all'occhio e all'olfatto, ma soprattutto al palato, che è quello importante, no? Ma come abbiamo sentito si va sul sicuro proprio perché è un prodotto a chilometro zero di qualità, e questa è la cosa importante, visti i tempi. Attendiamo che Claudio Fabro, dicevamo collega, agronomo, famoso ormai non solo nei confini della provincia dell'Impero, ma in tutta Italia per la sua professionalità e per la sua sagacia di saper raccontare attraverso la sua penna quelle che sono le specialità tipiche del Friuli Venezia Giulia. Siamo in attesa dell'inizio. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Venite più vicini. Ecco che il foyer si sta riempendo. Chiaramente questa è una breve diretta, non saremo tanto collegati, era solo per lanciare. Intanto ringrazio tutti i partecipanti che sono qui presenti. Ringrazio Claudio Fabro che ho qui a fianco a me, ringrazio Maurizio per il lavoro svolto e vi auguro una bella serata. Intanto passo il voce a Claudio Fabro. Intanto. Grazie, facciamo un applauso però. Buonasera a tutti, anche grazie da parte mia per la puntualità e anche per la qualità delle vostre presenze. Anche per noi è un momento di grande gioia perché dal mese di marzo dello scorso anno che tra un DPCM e un'interpretazione del medesimo e l'altro non sappiamo come vivere e sopravvivere fra l'interno e l'esterno, come, quanti, in compagnia, durante, mascherati o smascherati. Oggi finalmente c'è il sole che ci aiuta anche a vivere in un posto molto bello, anche grazie a te per questa eleganza con cui hai voluto così creare questo piccolo angolo, un piccolo angolo di Dolegnano. E perché prendo la parola? Poi chiaramente pregherei le autorità che contano, almeno vedo che c'è anche il sindaco, oltre perché c'è il sindaco che però lavora, per cui non possiamo farlo lavorare due volte. Lasceremo a voi portare il vostro pensiero per la collettività. Allora, ben volentieri sono intervenuto perché sono un amico da i 5 sindaci dei comuni confinanti con San Giovanni e Matesone, chiaramente Corno di Rosanzo, Legnano, Udinese, Manzano, vedo anche Pavia di Udine con il suo primo cittadino, tra l'altro la titolare originaria di Percoto, il primo cittadino è qui. Le sue armonie e le sue disarmonie, anche perché tutti noi cambiamo un po'. E a me piace trovarmi qui in Dolegnano perché Dolegnano logisticamente è una oasi felice perché sta a cuscinetto fra praticamente quello che è il San Giovanni della Matesone e il Corno di Rosanzo. Il Corno di Rosanzo è nei sentimenti della famiglia là di Gaspar o di Gasparo perché le origini di Gasparo sono proprio partono da Corno di Rosanzo. E parlando con Sergio, sì, da tantissimi anni che si conosce, lui non ha mai rinnegato le origini, anzi le ha portate molto avanti, tant'è che in questa piccola oasi di Dolegnano noi troviamo equamente quelli che sono gli amici oppure i figli dei suoi amici oppure quelli che hanno conosciuto il nome, che hanno il piacere di essere presenti per respirare un'aria di gioia, di collettività. È terra quindi di contadini con la C maiuscola, contadino non è un'offesa, anzi è un privilegio, è una terra di artigiani, perché l'artigianato della sedia voi lo sapete meglio di me,
però è un modo di vivere l'agricoltura nel senso veramente maiuscolo di quella C che ho citato. E allora in tempi recenti, nel 2010 ho fatto una prima analisi di questa azienda, nel 2015 c'era ancora il sindaco Costantini e Loris Basso era allora sindaco di Corno di Rosazzo, e ricordo come oggi che nell'agriturismo ci siamo ritrovati con il sorriso sulle labbra e con un buon bicchiere di vino. E questo era il 2015, di cui tengo ovviamente documentazione fotografica. Dei ricordi tutti molto, molto belli. Ho sempre trovato gente che ci dà la possibilità, insomma, di poter. Noi adesso approfittiamo perché tra poco chiuderemo questo collegamento per vedere un po' una panoramica di quello che è il foyer di presentazione. Vi ricordo che si sta presentando a Gaspardini, la nuova grappa particolare, quindi prodotto via l'azienda agricola di Gaspero. Lui fa finta di niente, siamo in diretta. Andrea, una battuta la devi fare. Che roba è lei? Perfetto, grazie. Sì. Beh, fatto da show? Bene, salutiamo anche il padrone di casa. Un saluto che siamo in diretta. Buonasera a tutti. E venite ad assaggiare la grappa. Bene. No, come no. Allora, col saluto di Sergio Di Gaspero, ecco qua un po' tutta la zona, questa è la frasca, diciamo quella che una volta dove si va a fare gli assaggi, lì è la signora con altre persone presenti, ecco qua, mentre questa è la zona dove vengono fatte le degustazioni. Non resta che salutarvi e ringraziarvi per la visione e l'ascolto, gentili signore e signori. Più cordialmente ma direttamente la grappa. Come sono le 18:15, grazie ancora per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.